Essere vicino a voi in questo periodo di Covid-19 e di chiusura delle attività didattiche e di permanenza forzate nelle case, non farvi mancare nulla, darvi il nostro sostegno, e questo è il messaggio lanciato dal dirigente scolastico Salvatore Pirrera dell'Istituto Martin Luther King di Favara agli alunni del proprio plesso. Buongiorno ai miei alunni, buongiorno alle loro famiglie. Come vedete, siamo a scuola, sono a scuola perché cerchiamo pur nell'emergenza di continuare le attività e cerchiamo anche di essere vicini a voi, di essere vicini alle vostre famiglie in questo periodo di Covid e quindi di chiusura delle attività didattiche e di permanenza forzata nelle nostre case. Io questa mattina mi sono sentito in dovere, anche perché sollecitato da molti di voi, dalle richieste che mi fate in privato su Facebook e con le chat, di farvi questo messaggio. La scuola è vicina a voi, i docenti sono vicini a voi, e pur a distanza ci stiamo organizzando per non farvi mancare il nostro supporto, per non farvi mancare la nostra presenza, i nostri consigli, i nostri suggerimenti. Come prima cosa, appunto, mi sento di ripetervi che dobbiamo continuare ad osservare le regole, a rimanere in casa, perché così facendo abbiamo la certezza che possiamo sconfiggere questo terribile virus e poter poi ritornare di nuovo a effettuare tutte le nostre normali attività. Il messaggio che vi voglio dare è quello di stare tranquilli. Noi ci siamo organizzati con la didattica a distanza, ci siamo riuniti in videoconferenza per rielaborare il nuovo piano dell'offerta formativa e quindi per rivedere gli obiettivi che avevamo stabilito all'inizio dell'anno, per far sì che questi obiettivi siano adesso più raggiungibili, perché, così come ho detto ai docenti, dobbiamo badare soprattutto all'aspetto della formazione, alla maturazione, alla formazione della persona, a come voi vi state organizzando, quali strategie state mettendo in campo adesso nelle vostre case per affrontare e risolvere i problemi, per studiare le tematiche che i docenti vi stanno inviando. Per questo motivo vi sento di dire che dovete stare tranquilli, che dovete impegnarvi nell'attività, che dovete lasciare anche lo spazio per fare altre cose, per occuparvi di altre cose. I docenti si stanno raccordando per far sì, soprattutto nei consigli di classe, di non sovraccaricarvi di video, di non sovraccaricarvi di compiti da fare. E a tal proposito vi dico che la scuola sta mettendo a vostra disposizione dei tablet che vi forniremo in comodato di uso, e quindi chi ne ha necessità può mettersi in contatto con la scuola tramite mail, concorda l'appuntamento e viene a ritirare il tablet per il proprio figlio. Come vedete siamo qui. Siamo presenti, siamo vicini a voi. Se avete bisogno non esitate a contattarci, e speriamo comunque di superare questo grave momento di crisi, e speriamo quindi di rivederci tutti assieme per poter continuare le nostre normali attività. Io penso che se continuiamo così ce la faremo, riusciremo a vincere, riusciremo a ritornare a stare assieme. Quindi un abbraccio a tutti, un abbraccio virtuale. A presto.